Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Buongiorno Tropicani e bentornati a questo nuovo gameplay di Tropico 4. Andiamo a caricare la nostra partita che avevamo iniziato sempre nei video precedenti e andiamo sempre a terminare proprio in questa sessione la nostra cara modalità libera che abbiamo continuato in questi 13 gameplay, compreso quest'ultimo. Allora, vediamo se eccoci qua all'interno della nostra mappa. Potete vedere che siamo riusciti a ultimare il nostro Cosmic Pin. Intanto aspettate che diminuiamo un po' questi sassofoni. Ok. Allora, questo è il nostro, come potete vedere, Cosmic Pin che offre un servizio standard, un servizio normale ai suoi visitatori. Possiamo anche creare il buffet libero che attira i turisti zoticoni con la promessa di un cibo gratis ma un costo di manutenzione raddoppiato. Praticamente le impressioni dei turisti si raddoppieranno, ma solo quelli appartenenti a una classe zotica. E invece l'open bar è caratterizzato da molti turisti primaverili che si sono commossi dopo aver visto il cartello open bar. Praticamente i tropicani lo chiamano pinta cosmica e praticamente, come potete vedere, i costi della manutenzione sono raddoppiati e molti turisti raggiungeranno l'isola più frequentemente. È stato anche edificato il casino che permette di effettuare le slot machine, quindi ti dispone di slot machine, anche il blackjack migliora la qualità del servizio di 10, il baccarat che la migliora di 20. Io direi di mettere il baccarat. Perfetto, vediamo un po' se possiamo costruire qualcosa di nuovo, qualcosa che ci manca. Ci manca ancora l'ufficio doganale che permette, aspettate, posizioniamolo, l'ufficio doganale che permette praticamente, clicchiamo sul nostro punto interrogativo, influisce sui prezzi delle esportazioni e importazioni, oltre che sulle tasse per i turisti a seconda della modalità di lavoro. Possiamo attivare l'incentivo esportazioni che, come potete vedere, le entrate delle esportazioni aumentano fino al 20%, la zona economica libera praticamente permette i costi di importazione al 30%, praticamente li riduce. Cosa è successo? Una minaccia di sciopero. Vediamo un po', vediamo se possiamo far infiltrare i nostri agenti attraverso gli scioperanti. Possibilità di successo 44%. Non sono riusciti a reprimere lo sciopero. Vabbè, continuiamo. Allora, vediamo la zona d'economia libera, come potete vedere, riduce i costi di importazione. E invece le tariffe turistiche permette ai turisti di far pagare 120% del loro limite di spesa presso il molo turistico. E l'evasione di dazio doganale permette che gli stipendi di tutti gli ufficiali della dogana devono essere di $25 affinché facciano le loro magie in silenzio, ovvero il 2% di ogni esportazione viene versato nel nostro conto svizzero. E io direi di effettuarlo. Allora, vediamo un po', aumentiamo un po' la musica. Perfetto, perché senza musica non è carino. Allora, perfetto, siamo riusciti anche a costruire il nostro ufficio doganale. Abbiamo all'interno i nostri bei ufficiali doganali che lavorano all'interno. Potete vedere, già a 19 anni si sono trovati un lavoro. Sono tutti coloro che provengono dall'estero. Infatti potete vedere la nazionalità che non appartiene a Tropico. Va bene, allora vediamo se possiamo costruire qualcosa riguardante l'istruzione. Possiamo costruire la nostra stazione radio che ancora non siamo riusciti ad edificare. Vediamo se possiamo selezionarla e piazzarla qui. Perfetto, i costruttori già stanno andando a costruirla e successivamente costruiremo anche un'accademia scientifica. Allora, l'accademia scientifica è un edificio molto importante perché possiamo effettuare diversi tipi di ricerca, come la ricerca teoretica che permette praticamente, come potete vedere, la ricerca teoretica è il miglior tipo di ricerca perché è molto economica. Basta dare a quei professori pigri e incapaci un pezzo di gesso e una lavagna e lasciare che si divertono. In questa modalità di lavoro l'edificio richiede una manutenzione normale. Invece con la qualità dell'istruzione il costo raddoppia e le persone con intelligenza inferiore possono laurearsi e le sovvenzioni per la ricerca praticamente ci fanno diminuire i progetti del 50%. Ma siccome siamo riusciti a costruire quasi tutte le costruzioni, io direi di effettuare la qualità dell'istruzione. È stata ultimata anche la nostra stazione radio che permette quindi di far aumentare la libertà dei vari partiti grazie ad annunci alla radio. Potete vedere aumenti rispetto a tutti i cittadini e in compagnia del presidente, credo. Sì, infatti, Radio Tropico Libera permette l'aumento della libertà di tutti i cittadini, invece Bublegum Pop genera profitti mensili per ogni cittadino di Tropico, la Baia Baciata genera profitti mensili per ogni cittadino di Tropico che vive nella zona ed è privo di istruzione, e l'Opera che genera profitti mensili. Io direi, siccome abbiamo abbastanza soldi, di effettuare la Radio Tropico Libera per aumentare la libertà di tutti coloro che vivono all'interno. Possiamo anche costruire il nostro satellite radar, paghiamo, eccolo qui, ve lo illustro.
nostro, posizioniamolo in una zona abbastanza diversa, ad esempio qui, costruiamo immediatamente il nostro radar, potete vedere, sta per essere edificato, e come potete vedere il nostro satellite radar potrà bloccare le stazioni radio dei ribelli e degli stranieri, diradando le attività sovversive, ricercare gli alieni, la fazione intellettuale aumenta il nostro rispetto e lo spionaggio, vendiamo le informazioni segrete al miglior offrente e ogni anno a settembre guadagneremo il denaro in base al tipo di informazioni che andiamo ad esportare. Io direi di attivare le onde radio, spegniamo le onde radio per evitare attacchi ribelli. Ok, vediamo un po', nelle attrazioni di lusso eravamo riusciti a costruire tutto, infatti questa è la nostra area turistica, potete vedere che è stato modificato anche il nostro centro sportivo, possiamo modificare il consumo dell'alcol vietato, oppure alcol a volontà, che io direi che è una cosa abbastanza giusta, perché allo stadio i turisti, anche i tropicani, devono andare a divertirsi, sono entrati appena i primi calciatori a lavorare al suo interno. I tropicani potrebbero affrontare un'altra siccità, facciamo le scorte d'acqua e vediamo l'uso delle vasche. Perfetto, cos'è successo? Gaffè. E il potere della musica. Il presidente del nostro ministro della difesa si è spinto troppo oltre nelle sue imprese artistiche. Durante i suoi esercizi di canto il ministro è riuscito a rompere i vetri di tutti gli edifici vicini e la gente si è riversata in strada in preda al panico. Alcuni dei cittadini interessati hanno deciso di rifugiarsi nei boschi e diventare dei ribelli per salvare il tropico. Praticamente permettiamo e affrontiamo quindi questo attacco ribelle. Vediamo un po' se i ribelli si fanno vivi. Ah no, giusto, vedete un po', l'attacco ribelle è stato fermato grazie alle nostre onde radio, che praticamente sono riuscite a diradare le attività sovversive dei ribelli. Intanto potete vedere la siccità, come al solito il nostro schermo è un po' sfogato in attesa delle ultime piogge. Allora, possiamo anche edificare qualcosa di diverso, per esempio, vediamo un po' se riusciamo a trovarlo, ecco qua all'interno dell'industria possiamo costruire la distilleria di rum, ma anche la fabbrica di sigari e la fabbrica di mobili, che permettono quindi la costruzione di diverse tipologie di materiali più avanzati. Costruiamo la nostra distilleria di rum, che permette praticamente di impiegare lo zucchero per produrre un fantastico elisir caraibico. Posizioniamolo qui accanto alla nostra centrale in modo che venga rifornita la nostra distilleria, e vediamo se possiamo edificare anche qualche piantagione di zucchero, perché mi sembra che noi eravamo riusciti a posizionarne. Ok, ecco la nostra piantagione di zucchero che cresce a basse quote. Ok, vediamo qui, può andare bene. Perfetto, costruiamola immediatamente. E vediamo un po' se possiamo costruire la stazione per la caserma dei pompieri, che permette di prosciugare gli incendi e salvare quindi la nostra popolazione e renderla più sicura. Ok, possiamo posizionarla perfettamente qui. Vediamo anche se possiamo posizionare qualcosa che ci faccia prevedere come possiamo dire, le previsioni meteo. Vediamo un po' se riusciamo a trovarla. Vediamo un po' se la riesco a trovare, perché mi sembrava di averla vista. Allora, giornale, no, governo. Vediamo un po' caserma dei pompieri, prigione. Intanto costruiamo la prigione, che serve praticamente a rinchiudere i detenuti e praticamente permette di diminuire la criminalità. Possiamo posizionarla qui alla fine della nostra città, qui praticamente, che permetta di imprigionare i criminali. Vedete vedere, 2 cittadini sono diventati criminali. Intanto vediamo se riusciamo a trovare la nostra stazione per il tempo. Deve essere qui da qualche parte. Vediamo un po' sul turismo, no, nelle attrazioni nemmeno, vediamo un po', no, nemmeno qui. Eccolo qui, osservatorio meteorologico, che raggiunto il limite degli edifici di questo tipo. Infatti siamo riusciti già a costruirlo, forse non me ne sono neanche reso conto. Vediamo un po', comunque siamo riusciti a costruirlo. Il nostro indicatore medio permette praticamente di come possiamo dire, di prevedere le informazioni meteo, quindi le previsioni. In caso arrivi qualche catastrofe ne saremo a conoscenza. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo costruito, vediamo se la prigione viene ultimata e aumentiamo la capacità di costruzione, ed ecco qui la nostra prigione. Potete vedere che possiamo costringere i detenuti a lavorare forzatamente. Cosa è successo? Minaccia di ostaggi. Un agente di ribelli si è infiltrato dai turisti per realizzare il piano. Praticamente ci possiamo occupare della gente con discrezione, paghiamo $1000, seguire la gente senza farti vedere cercando di prenderlo con le mani nel sacco, rendi pubblico il piano e denunciare i complici, e non fare nulla, quegli stranieri se lo meritano. Io direi di occuparci della gente con discrezione, paghiamo $1000, ecco la gente non è più un problema. Ok, possiamo anche rieducare i nostri detenuti. Per esempio, un edificio è stato dato alle fiamme. Cosa è successo? Vediamo un po' qual è l'edificio che è stato dato alle fiamme. Eccolo qua, il nostro cinema è andato in fiamme. Vediamo un po' se i nostri pompieri si danno da fare. Eccoli qui, caserma dei pompieri. Intanto è arrivata anche la pioggia.
pioggia che aiuta i pompieri a spegnere il nostro incendio. Eccolo qui, l'unico cinema della città. Vediamo un po' se questo unico pompiere si dà da fare. Renato Fernandez, dov'è? Vediamo un po'. Dov'è Renato Fernandez? Ok, si sta avvicinando, lo potete ben notare, eccolo qui, si sta avvicinando verso il nostro edificio, vediamo se riesce a spegnerlo. Eccolo qui con il suo camioncino dei pompieri, si sta avvicinando, se queste macchine lo fanno passare. Ok, vediamo un po' se scende e ce la fa a spegnere il nostro incendio. Eccolo qui con la sua pompa dell'acqua, sta iniziando a spegnere il nostro incendio. Allora, altre persone stanno protestando pacificamente contro il governo, ad esempio questa Joyce Balei. Vi voglio fare vedere come possiamo arrestare e usare la nostra prigione. Potete vedere che appare al di sopra di essa un simbolo delle sbarre e la porteranno immediatamente in prigione. Così possiamo dichiararla eretica, ma anche possiamo ucciderla e simulare un incidente attraverso la polizia segreta. Al di sopra dei cittadini potete vedere che appaiono i diversi bisogni. Per esempio quest'uomo ha bisogno di nutrirsi e quindi va verso la sua casa per soddisfare il bisogno della fame. Intanto vediamo se possiamo costruire questa nuova costruzione, una delle ultime, ovvero la villa, che permette quindi di farci vivere al suo interno persone di un ceto molto elevato. Vediamo se possiamo posizionarla qui. Ok, una villa praticamente permette l'alloggio a solo 4 inquilini, ma è di caratteristiche davvero elevate. Abbiamo sbloccato anche il blues delle costruzioni, ovvero siamo riusciti a costruire diverse costruzioni e possiamo pubblicare il nostro risultato su diversi social network. Allora, io ormai direi di concludere questa campagna, come possiamo dire, questa modalità libera di Tropico. Siamo riusciti ad illustrare diverse funzionalità del game e ovviamente continuerò le saghe dei altri due game, ovvero anno 2070, e vediamo se riuscirò a continuare anche Cities XL 2012. Quindi questa modalità libera di Tropico possiamo definirla conclusa, ma successivamente comincerò la campagna di Tropico 4 con determinati obiettivi da concludere, ma diamo adesso un po' di spazio all'anno 2070 che è rimasto un po' indietro. Comunque spero che questo video ormai conclusivo vi sia piaciuto, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.